Sul circuito di Jerez de la Frontera nel Gran Premio di Spagna l'australiano Casey Stoner con l'Honda ha vinto la seconda prova del motomondiale. Alle sue spalle Jorge Lorenzo con la Yamaha e terzo l'altro pilota della Honda Dani Pedrosa. Solo nono Valentino Rossi con la Ducati e dietro il compagno di squadra Nicky Hayden. Nel mondiale piloti Lorenzo resta leader a quota 45 che precede di 4 punti Stoner e di 9 Pedrosa. La gara di Moto2 è stata invece chiusa anticipatamente a causa della pioggia. A Jerez de la Frontera ha vinto quindi lo spagnolo Pol Espargaró con la Kalex, che ha preceduto il connazionale Marc Marquez con la Suter e lo svizzero Thomas Luthi sempre con la Suter. Nel mondiale piloti di Moto2 Marquez guida con 45 punti, seguito da Espargaró a quota 41. Il pilota ascolano Romano Fenati del Team Italia della Federmoto ha vinto la prova della Moto3. Il sedicenne azzurro è al primo successo in carriera e dal suo secondo Gran Premio nel motomondiale. La piazza d'onore è andata allo spagnolo David Salom e terzo il tedesco Sandro Cortese. Ora il pilota marchigiano guida la classifica del mondiale di Moto3. A Cordoba il francese Sébastien Loeb con la Citroën ha vinto per la 7ª volta consecutiva il Rallye d'Argentina. L'8 volte campione del mondo ha preceduto il compagno di scuderia il finlandese Mikko Hirvonen ed il norvegese Mad Osberg con la Ford. Per Sébastien Loeb è il 70° successo in carriera, il terzo in questa stagione. Il pilota transalpino guida la classifica del mondiale rally con 91 punti davanti al norvegese Peter Solberg che ne ha 73 e a Hirvonen che si colloca al terzo posto con 70. I piloti che hanno preso parte ai test collettivi di Formula 1 all'Autodromo del Mugello di Scarperia dal 1 al 3 maggio 2012 sono stati per la Ferrari i titolari Fernando Alonso che si è misurato il primo e il terzo giorno, mentre Felipe Massa ha provato nel secondo. La Red Bull ha schierato i 2 piloti ufficiali, il canguro Mark Webber ha aperto i test, poi da mercoledì è stato affiancato da Sebastian Vettel. Nico Rosberg e Michael Schumacher si sono alternati con le Mercedes, mentre la McLaren ha schierato collaudatori Turvey e Paffett. Il prossimo appuntamento della Formula 1 è in programma il 13 maggio a Montmeló in Spagna, che darà il via al ciclo dei Gran Premi europei. Il pilota Alonso della Ferrari dopo il Bahrain ha quasi tirato un sospiro di sollievo grazie al successo in Malesia e coi punti che ha conseguito rimane in piena corsa. Serve però alla Ferrari un salto in avanti nelle prestazioni e a Montmeló si capirà se la casa di Maranello ha risolto i problemi delle rosse. Dopo il diluvio di Imola, il terzo round della Yamaha R6 Cup in programma sul tracciato di Monza è stato condizionato dalla pioggia. Il maltempo ha costretto i 40 piloti delle 3 Diapason ad una prova molto impegnativa a causa dell'asfalto umido e insidioso. A dominare l'intera scena del terzo turno del monomarca di Iwata è stato il giovane vincitore della R125 Cup 2009 Manuel D'Andrea. Alla sua prima vittoria in carriera nella R6 Cup D'Andrea ha preceduto Leonardo Bigliotti che rimane il leader della classifica generale con 12 punti di vantaggio su Mitja Emili, arrivato terzo sul circuito brianzolo. I centauri della Yamaha disputeranno il quarto round il 24 giugno sul circuito del Mugello. Al Rallye della Valle d'Aosta a San Vincent nella Suzuki Rally Cup affermazioni di Damiano De Filippi e Giulia Cresta della provincia Granda nel trofeo monomarca Swiss Sport 1600, mentre Filippo Visconti e Filippo Gravaghi della Pro Racing hanno vinto tra le Racing Star.